Stile di vita e prevenzione, questo è il titolo di una conferenza dell'AIRC, oggi in programma all'Istituto Politi di Agrigento. L'iniziativa, molto partecipata, punta a favorire maggiore consapevolezza negli studenti sulla prevenzione delle patologie oncologiche. Anche l'educazione alla salute è un tassello della buona scuola. Oggi al Liceo Politi parliamo di prevenzione, che è fondamentale fare nelle scuole perché la prevenzione deve iniziare in giovane età. Una prevenzione deve partire dai giovani, in particolar modo l'AIRC da tempo combatte e fa questi progetti nelle scuole di prevenzione per cercare di spiegare ai ragazzi quali sono i rischi di una cattiva alimentazione, di uno stile di vita sbagliato. In particolar modo due sono le problematiche che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in evidenza: il fumo e l'alcol. L'alcol tra i giovani, verrà detto infatti nella relazione, rappresenta un problema paradossalmente ancora più grande che della droga. L'alcol fra i giovani è particolarmente frequente nell'uso e purtroppo in quantità smisurate, che possono avere dei disturbi che possono determinare delle malattie importanti, ma non solo di tipo oncologico, ma di tipo cronico, in particolar modo per le malattie del fegato.